Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Todde, come i nonni dei nostri nonni ci hanno insegnato. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Apertura dell'ultimo appuntamento del 2022 con Panorama Sardo. Parliamo di impresa, parliamo del mondo della finanza, siamo negli uffici cagliaritani di Confidi Sardegna, il consorzio di garanzia fidi di Confindustria, e siamo con il presidente Achille Carlini, che sicuramente ci confermerà che questo 2022 è stato un anno speciale, un anno che veniva dopo la pandemia, un anno che secondo molti è stato migliore di quello che sarà il 2023. Noi speriamo di no. Con le speranze io direi che in questo momento è meglio andarci davvero molto cauti, anche perché devo dire che abbiamo dei dati che sono anche abbastanza difficili da decifrare, no? Perché siamo tutti ben consapevoli purtroppo di quelli che sono stati gli effetti devastanti purtroppo della guerra per quanto riguarda ovviamente tutto il settore energetico, che di fatto poi si è tirato dietro e ha trascinato dietro anche tutti gli altri settori, determinando quindi enormi preoccupazioni su tutta, diciamo, la linea delle imprese in maniera indistinta. Però è anche altrettanto vero, che questo è un po' il dato anomalo, che comunque i dati che noi ormai possiamo dire a 2022 concluso, dall'osservatorio delle Confidi Sardegna, possiamo dire che grazie a Dio le cose non sono andate così, passatemi il termine, tanto male quanto temevamo, perché abbiamo visto dei bilanci delle aziende tutto sommato assolutamente positivi, non solo delle aziende legate al settore del turismo, ma anche tanti altri comparti. Facciamo una caso, l'edilizia, che è stato il comparto trascinatore di tutti. Ha trainato tanto, è vero che si spera che non sia un po' solo una bolla legata al 110, quindi a tutto quello che ha determinato, perché è vero che ha rimesso in moto il meccanismo in maniera davvero molto importante, però è anche altrettanto vero che questo ha portato su il livello dei prezzi in maniera altrettanto importante, determinando quindi qualche altro squilibrio da altri punti. Quindi abbiamo detto nevralgici, turismo soprattutto, record assoluto di arrivi in Sardegna, straordinario. Praticamente fino a metà novembre, comunque la Sardegna era davvero, passatemi, proprio piena dappertutto, tutti i settori, ma dall'alberghiero alla ristorazione, ai camping anche, hanno avuto tutti quanti veramente dei numeri importanti che non si vedevano, ma non solo dal 2019 ma anche da prima. Io spero che ci sia, chiedo scusa se aggiungo una piccola considerazione, credo che ci sia stata una sorta proprio quasi di rimbalzo dovuto e imputabile al fatto che siamo stati chiusi per 2 anni e che davvero la gente aveva voglia di muoversi, di visitare dei posti nuovi. Un'ulteriore precisazione, si temeva tanto il fatto, soprattutto al nord, che la mancanza del turismo russo potesse determinare un effetto negativo. E invece sono arrivati non solo gli americani, ma comunque diciamo tutti gli altri a prescindere dai russi, e devo dire con probabilmente anche un livello superiore rispetto a quello dei russi, perché è vero che i russi spendono tanto, ma spendono tanto probabilmente all'interno di una loro cerchia ristrettissima,
mettendo probabilmente poco in giro diciamo, dal punto di vista proprio della ricaduta economica, mentre invece il turismo quest'anno ha girato in maniera completamente diversa con dei numeri importanti in tutti i settori. Continuiamo l'analisi del 2022, lo facciamo con i dati della Camera di Commercio di Sassari, che ha segnalato che l'impresa in Sardegna si è classificata come crescita di unità al secondo posto in Italia. Non solo in Sardegna, ma addirittura i numeri proprio del Nord Sardegna non sono stati assolutamente trainanti in maniera anche lì probabilmente inaspettata. Parliamo invece del vostro lavoro, che dovrebbe riprendere a tempo pieno dopo una pausa in cui lo Stato ha avuto il compito di sostenere l'impresa nelle garanzie. Mi permetto di smentirla, nel senso che noi non abbiamo mai interrotto, quindi non è che dobbiamo riprendere a tempo pieno, non abbiamo mai cessato la nostra attività anche nel pieno del periodo Covid, e mi riferisco ovviamente al post decreto liquidità, ovvero 8 aprile del 2020, da quando, come correttamente è stato evidenziato, lo Stato è entrato in maniera massiccia in tutto quello che riguarda ovviamente la garanzia. In quel momento qual è stato il vostro compito? Allora, il nostro compito è stato quello di sostenere ancora di più le nostre aziende socie, tutte quelle ovviamente non solo del nostro comparto, ricordo come giustamente ha detto lei in premessa, noi nasciamo dal comparto industriale, ma è anche altrettanto vero che Confidi Sardegna oggi è un consorzio multisettoriale, per cui comunque abbracciamo qualunque... Io ricordo che 2 anni fa c'era stato un progetto legato esclusivamente al mondo rurale. Certo, non solo. Le rispondo proprio per la domanda che lei ha fatto correttamente inizialmente, ovvero che cosa avete fatto. Quindi, prima premessa, non abbiamo mai allentato la presa su quella che è l'assistenza nei confronti delle aziende, lavorando ovviamente su diversi fronti. Il primo potrebbe essere quello dell'aspetto consulenziale, che è fondamentale, perché in un momento difficile e complicato come questo è evidente che, e soprattutto anche con una difficoltà così strutturata e strutturale, a quel punto è fondamentale guidare l'azienda anche rispetto a quella che è la situazione magari finanziaria più confacente alle proprie esigenze. Quindi, primo aspetto. Secondo, abbiamo rimesso praticamente in discussione tutte le posizioni che noi avevamo già in essere con i nostri associati, in maniera tale da adeguare, in funzione ovviamente delle novità scaturite dalla garanzia pubblica, per adeguare tutti i finanziamenti già in essere, per cui anche lì c'è stato quindi con le moratorie, con le riprogrammazioni, abbiamo messo in piedi quindi un lavoro importantissimo da quel punto di vista lì, quindi finalizzato a mantenere in piedi quello che è il nostro core business, quindi quello delle garanzie, cercando, laddove era possibile ovviamente, non voglio dire di sostituirci al Fondo Centrale di Garanzia, perché nessuno, ma neanche tutto il mondo dei consorzi fidi a livello nazionale poteva sostenere l'impatto così massiccio. Stiamo parlando di 250 miliardi di garanzie prestate dal Fondo Centrale, per cui mai saremmo riusciti a reggere un impatto così importante, però dall'altra parte in qualche maniera abbiamo individuato anche delle soluzioni alternative, che Confidi Sardegna ha posto in essere già da un paio d'anni e le ha piano piano rimodulate, soprattutto nel corso degli ultimi 2 anni, anche una serie di attività che noi chiamiamo, o che la normativa bancaria identifica come attività residuale rispetto a quella principale, che come dicevo prima è quella della garanzia, dove per esempio noi col credito diretto abbiamo messo in piedi un'attività abbastanza importante, ovviamente, ripeto, piccolina, sempre strutturata e proporzionata a quelle che sono le nostre possibilità, però devo dire che stiamo crescendo gradualmente. In un'ottica di affiancare le aziende, che sia chiaro, non di sostituirci al mondo bancario, ma in maniera complementare al mondo bancario per sostenere le aziende, le piccoline, con un taglio di finanziamenti che vanno dai 50 fino ai 250 mila euro, laddove interveniamo direttamente noi. Abbiamo attivato praticamente, abbiamo 3 linee di erogazione diretta, una a valere sui fondi nostri, una con un accordo che abbiamo fatto a livello nazionale con Cassa Depositi e Prestiti, e l'altra con una piattaforma messa in piedi dove Confidi Sardegna è attore principale a livello nazionale, con una piattaforma che si chiama Confident Fund, che abbiamo messo appunto, che abbiamo strutturato con degli investitori privati
nell'ambito del sistema di Federconfidi, e quindi stiamo operando su queste 3 linee di credito per l'erogazione diretta nei confronti delle aziende. Piano piano lo stiamo mettendo a regime, e devo dire anche con delle buone performance. Lasciamo il mondo del credito. Noi sappiamo che la sua azienda personale, l'azienda Carlini, è leader in Sardegna, nel nord della Sardegna, nella distribuzione dei carburanti. Con la crisi nata dopo il conflitto ancora in essere purtroppo tra Russia e Ucraina, come è cambiata la vostra vita e il vostro modo di lavorare? Una prima premessa: non siamo azienda leader, siamo fra le aziende, diciamo, con certi volumi. Non siamo l'azienda leader della Sardegna. Non mi piace fare lo spaccone, per cui non mi va di dire cose che non sono. Per rispondere alla sua domanda, le dico che è evidente che purtroppo dal 24 di febbraio il settore, se già c'erano delle turbulenze prima, oggi siamo ovviamente all'interno di si può dire tranquillamente, di uno tsunami, laddove evidentemente sappiamo perfettamente i costi energetici sono esplosi in una maniera assolutamente impensabile e non prevedibile. Faccio un esempio: noi siamo, e qua lo dico con grande vanto, rappresentiamo l'unica azienda in Sardegna che ha dotata, diciamo, di un veicolo per il trasporto di GNL. Okay? Siamo partiti con questo progetto nell'ottobre del 2020, quando il GNL costava 27 euro a kilowattora. Inutile dire che siamo arrivati a punte di 350 ad agosto, 350 euro a kilowattora ad agosto, per poi oggi, quotazione di oggi, girano attorno ai 105-110 euro a kilowattora. Questo significa che è evidente, e ripeto ancora, il nostro progetto è partito, insomma, lo abbiamo avviato, ma ovviamente con degli obiettivi e delle potenzialità che, stante l'escalation dei costi, ovviamente hanno trovato un freno importantissimo. Genuinità, qualità e tradizione sono gli ingredienti della ricetta che da oltre 40 anni certifica la unicità delle produzioni di una pasticceria artigiana che oggi è leader del settore nell'isola. Todde, come i nonni dei nostri nonni ci hanno insegnato. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.
La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il PNRR destina 40 miliardi di euro agli enti locali. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, transizione ecologica e mobilità sostenibile, istruzione e inclusione sociale. Per i comuni della Sardegna, un'opportunità da non perdere. La società Prima Idea assiste le amministrazioni in tutte le fasi della progettazione fino alla presentazione della domanda. Velocità, competenza e professionalità. Prima Idea per il PNRR, una scelta vincente. Visita il sito www.primaidea.com. Buonasera, nei nostri percorsi di Panorama Sardo ci ritroviamo al Centro Salesiani Don Bosco di Selargius. Siamo con il dottor Stefano Salvatici che oggi nel Festival Benessere di Emozionamente presenta un libro, Storia della scuola materna in Sardegna. Da dove nasce questa idea? Prima di diventare quello che sono oggi, cioè uno psicologo, sono stato anche perito edile e durante l'esercizio del mio lavoro ho avuto la fortuna di lavorare in questo ente che si chiama ESMAS, come vedete in tutti i tabelloni, che si è occupato di scuole materne. Ho imparato a occuparmi a tutto tondo di ristrutturazione di scuole, quindi di bambini, e mi diedero l'archivio storico da tenere nel mio studio. Poi purtroppo l'ente ha chiuso. Io ho conservato questi documenti perché mi sembrava importante conservarli, un archivio storico. Pian piano ho cominciato a fare le interviste in tutta la Sardegna per fare in modo che una parte di storia della Sardegna che si poteva perdere rimanesse invece in un libro che affronta una società dei tempi in cui le scuole, le vedete poi nelle immagini a scorrere, erano una scolarizzazione nei centri dove oggi c'è un'urbanizzazione molto importante, invece vedete non c'era nulla. E oggi una società fatta da quelle persone che hanno frequentato gli asili in quel periodo, oggi sono quelli che hanno ruoli importanti, ruoli politici o professionali di potere, confrontate con quelle che è la scuola dell'infanzia oggi. Due realtà diverse, sembra che parliamo di molti millenni fa. Mi sono sentito come un ragno che tesse una tela, una tessitrice che fa un arazzo, che tira a sé dei fili di storie che si incontrano. Ho trovato persone che mi hanno fatto dichiarazioni incredibili, le troverete nel libro, persone che avevano da raccontare delle storie che sarebbero rimaste morte nei cassetti. Ma devo dire anche un'altra cosa, questo lo dico un po' con le lacrime agli occhi. Mio papà, avevamo fatto un giuramento prima che mio papà andasse via di fare insieme un libro. Io volevo farlo con lui questo libro, in realtà purtroppo non è andata così, io però la promessa le mantengo, ho continuato a portarla avanti e in questa ente, Scuole Materne della Sardegna, mia mamma ha lavorato per prima. Il primo incarico di lavoro che ho avuto è stata proprio in queste scuole e grazie a queste scuole che mia mamma ha conosciuto mio padre e io sono nato. Quindi sono delle cose strane che non possono essere dimostrabili, ma che andavano onorate e io sono un uomo d'onore e le porto avanti. Dottor Salvatici, vediamo da questa galleria che sembra un po' una macchina del tempo. Vediamo tanti paesi, tante le immagini del nostro Antonio Carta. Cagliari magari? Assolutamente sì. Per le persone. Assolutamente sì. Okay, questa è Cagliari, questa sono proprio le scuole di Cagliari, vedete? Questa Semine di Ceromano, questa è Cagliari. Questa è via Pietroleo a Cagliari, via Quesada, questa è via Quesada, vicino a via De Giovannis. Questa è Pula, pensate voi, cioè non c'era proprio niente, Settimo San Pietro, questa è sempre via Quesada con i bambini che giocano, qui adesso c'è il Tribunale dei Minori, c'è tanta roba, è tutto cambiato. Però i bambini usavano questo tipo di grembiule che grazie a una donatrice stiamo cercando persone che ci donano materiale per fare una mostra ancora più efficiente di come eravamo. Ecco, questo è un grembiulino degli anni 50, se volete riprenderlo è una cosa veramente incredibile. Questo invece è un portaposate, un tascapane, tascaposate, quindi una storia che non è nostalgia, ma noi siamo oggi quelli che eravamo in quegli anni e ci dimentichiamo che con l'uso di questi stiamo facilitando il mondo e non lo stiamo rendendo semplice, lo renderemo molto più difficile. I ragazzi che hanno vissuto quella scuola si ricordano ancora le patatine fritte col miele sopra, cose che io non pensavo. Si ricordano ancora gli odori di quando le mamme portavano i dolci nelle scuole e anche le festicciole che qua, se possiamo andare un po' avanti, vi
vi faccio vedere, che è una cosa veramente strepitosa, vedete? Ecco, questi sono i giochi che facevano i bambini in quei periodi lì, proprio, esattamente, e facevano gli alberi di Natale con le mele, con le arance, con le pere, anziché avere le palline di plastica. E pensate voi che quei bambini avevano il servizio igienico nel giardino, e quando è arrivato l'ente che ha fatto la scuola, i bagni erano dentro la scuola, quindi erano nel futuro, e invece facevano i servizi igienici, li usavano all'interno del giardino, quindi è una cosa incredibile. Questa è mia mamma, vi faccio vedere la mia mamma, eccola qua, fortunatamente è ancora viva, è un po' anziana ovviamente perché è data l'età, e invece c'è anche mio papà che mi accompagnava qualche volta nelle scuole, ecco, si vede di spalle, questa è la scuola di Perdagius, questo è mio papà. Noi siamo questi perché i nostri genitori ci hanno reso tali, con tutti gli errori che fanno i genitori, perché fare il genitore è un compito complicatissimo. Io faccio lo psicologo, un mestiere difficile, è complicato fare i genitori e conseguentemente avere a che fare con materiale umano, quale è quello di cui noi disponiamo quando siamo bambini di 4-5 anni, è una responsabilità enorme. Forse noi ci siamo persi un po' per strada. E questa mostra sarà una mostra itinerante che andrà in giro in tutta la Sardegna, allestita ancora meglio, ma con altri elementi che saranno fondamentali. Io credo che ricordarci da quali sono le radici da cui noi siamo partiti ci aiuterà a diventare migliori, o forse far diventare migliori i nostri figli. Allora, nel ringraziare il dottor Salvatici di questo viaggio, di questa macchina del tempo che sarà itinerante in tutta la Sardegna, il libro potrà essere sicuramente consultabile sul sito ufficiale dell'associazione Emozionamente. Sì, ma poi lo troverete nelle librerie oppure contattandomi, comunque lo troverete dappertutto. Noi allora a questo punto diamo la linea alla regia e i nostri viaggi continuano, restate con noi. Grazie a tutti, ciao a tutti. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Genuinità, qualità e tradizione sono gli ingredienti della ricetta che da oltre 40 anni certifica la unicità delle produzioni di una pasticceria artigiana che oggi è leader del settore nell'isola. Todde, come i nonni dei nostri nonni ci hanno insegnato. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. E tu? Filiere ghinisesi. È nata la pasta Ercole.0, l'unica di filiera sarda al 100%, certificata dal grano alla tavola. Scopri il nuovo gusto Cellino nel tuo supermercato di fiducia. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le buone idee viaggiano con le garanzie. Il fondo di garanzia è dalla parte delle imprese sarde che vogliono superare la stretta creditizia. I dettagli sul sito sfirso.it. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMAS. La Setrand, leader in Sardegna nel settore ambientale, si rivolge alle amministrazioni pubbliche e alle aziende dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.
Il PNRR destina 40 miliardi di euro agli enti locali. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, transizione ecologica e mobilità sostenibile, istruzione e inclusione sociale. Per i comuni della Sardegna, un'opportunità da non perdere. La società Prima Idea assiste le amministrazioni in tutte le fasi della progettazione fino alla presentazione della domanda. Velocità, competenza e professionalità. Prima Idea per il PNRR, una scelta vincente. Visita il sito www.primaidea.com. Ma soprattutto io, Andrea Antonello, Rappresentanti del mondo della cooperazione e del sindacato riuniti a Cagliari per una giornata di lavoro nella sala convegni delle Saline di Stato. L'incontro è stato organizzato da Lega Coop Sardegna sul tema Pubblica amministrazione e cooperazione per appalti e servizi di qualità. Si è fatto il punto sui 5 anni di lavoro dell'Osservatorio Territoriale, sulle linee guida dell'ANAC, l'Agenzia Nazionale per l'Anticorruzione, sul percorso di sburocratizzazione in atto e fortemente voluto dal ministro Matteo Salvini. Ci ritroviamo dopo pochi giorni a parlare di cooperazione e in questo caso per vedere le linee guida che riguardano i bandi importanti, perché potrebbero esserci delle modifiche in corso. Beh sì, allora, praticamente noi oggi facciamo un po' il punto sul modo col quale la pubblica amministrazione affida i servizi sociali, i servizi alla persona, che è un aspetto molto delicato perché dal modo col quale queste procedure vengono organizzate ne deriva una qualità dei servizi e anche il riconoscimento poi economico e professionale di tutta l'organizzazione e ovviamente degli operatori. In questi anni, nonostante la scelta sia legata, lo dice il Codice dei contratti pubblici, a una scelta collegata all'offerta economicamente più vantaggiosa, dove quindi la qualità del servizio proposto deve pesare più della parte economica, quindi del costo del lavoro, dell'organizzazione, abbiamo avuto situazioni in cui questo non è stato fatto. Oggi ci sono delle novità importanti che riguardano, da un lato, le linee guida dell'ANAC, che sono state approvate ad agosto, che riassumono e danno delle indicazioni molto concrete da questo punto di vista, nel mentre c'è anche in atto un percorso di riforma e adeguamento del Codice dei contratti pubblici che interviene su alcuni aspetti collegati agli affidamenti da un lato diretto, alle soglie e anche al riconoscimento e all'adeguamento degli importi contrattuali. Su questo il governo attuale sta lavorando, hanno già annunciato alcune modifiche, presentato nei giorni scorsi il testo che ancora dobbiamo studiare e approfondire, ma ci sono anche degli aspetti che non ci convincono, per cui per esempio manca quell'adeguamento che un tempo c'era rispetto ai contratti in essere all'incremento del costo del lavoro, del costo della vita, che oggi, non essendo più riconosciuto, comporta la gestione di servizi che molto spesso finiscono per essere non economicamente sostenibili per le imprese. Nel frattempo avete incontrato il nuovo assessore alla sanità? Sì, abbiamo avuto modo, un'iniziativa di lunedì scorso, specifica in questo caso di Lega Coop, con l'assessore, abbiamo avuto un dialogo dove lui ha presentato innanzitutto gli orientamenti e le prime scelte concrete su cui sta lavorando. Ovviamente le emergenze sono tante. Nel mentre però un paio di giorni dopo la Giunta ha approvato la programmazione dell'assistenza territoriale su cui avremo modo di confrontarci ulteriormente. Quindi parliamo delle case della salute o delle case di comunità? Parliamo delle case della comunità, parliamo dell'assistenza domiciliare, parliamo della sanità di iniziativa. Alcune di queste partite si giocheranno col sistema di accreditamento, altre anche con sistema, in alcuni casi, di affidamento per appalto, per cui anche le cose che oggi ragioniamo e discutiamo insieme con gli interlocutori anche nazionali serviranno anche per far bene le scelte che riguardano la sanità. Ed eccoci con AGC, la vostra posizione nel corso di questo incontro, di questo convegno? Ma sicuramente siamo soddisfatti del lavoro svolto dal 2018. Noi a febbraio dell'anno prossimo facciamo 5 anni di osservatorio territoriale degli appalti, abbiamo affrontato tematiche anche particolari e difficili e onestamente abbiamo anche riscontrato da parte delle pubbliche amministrazioni di ogni livello una buona disponibilità. Poi naturalmente quando vai a correggere, a segnalare un avviso non corretto viene anche difficile, come dire, qualche rapporto, però alla fine le amministrazioni ci hanno seguito e le cooperative sono state tutelate, alla fine questa è la nostra missione.
Parlavamo con Scanu di quello che potrebbe essere il nuovo codice degli appalti in fase di modifica, così annunciato il ministro Salvini. Noi pensiamo il documento è ancora in elaborazione, le nostre associazioni a livello nazionale stiamo affrontando anche territorialmente alcune problematiche, credo che la parte più importante sia il rispetto dei contratti collettivi nazionali del lavoro, su tariffe, costo lavoro, orario, su quello non facciamo sconti a nessuno. Però avete sempre chiesto meno burocrazie. L'idea è quella di appalti sempre più semplici, troviamo sempre difficoltà anche con gli uffici pubblici, un alleggerimento sarebbe utile anche per la pubblica amministrazione nel rispetto delle regole. Fino a che punto il vostro sindacato è interessato a questo tema? Noi collaboriamo con l'Osservatorio degli Appalti perché riteniamo che insieme dobbiamo contrastare tutti i fenomeni sbagliati che esistono all'interno del settore. Parlo di cooperative che non rispettano quelli che sono i dettami contrattuali in termini normativi, in termini di diritti, i minimi tabellari. Insieme all'osservatorio cerchiamo di contrastare questi fenomeni perché noi riteniamo che la cooperazione sociale, quella vera, quella che garantisce i diritti, insieme al sindacato può essere un partner di democrazia partecipativa. Si è parlato con Scanu e con AGC di come sta cambiando il mondo sotto il profilo burocratico. Sì, purtroppo la burocrazia in questi settori tende a bloccare quello che è lo sviluppo del settore. Troppo spesso per burocrazia non si danno quelle risposte veloci, celeri che i lavoratori e le imprese serie aspettano. E ci avviamo alle conclusioni di questo speciale dedicato ancora una volta al mondo della cooperazione con Confcooperative Sardegna. Qual è la vostra posizione in questo osservatorio? Oggi si fa il punto della situazione. Sì, esattamente, oggi si fa il punto della situazione, si porteranno fuori i dati delle richieste che sono pervenute all'osservatorio. Diciamo che sono avuti dei buoni successi, soprattutto anche di dialogo con la pubblica amministrazione, riconoscendo in alcuni momenti, in alcune situazioni che non andavano bene alcune gare d'appalto. Quindi l'impegno dell'osservatorio è quello di tutelare le cooperative da una parte ma dialogare anche con le amministrazioni. Spieghiamo al telespettatore che è meno addentro a questi temi perché non può andare bene una gara d'appalto. Innanzitutto molte volte non c'è la congruità della gara d'appalto, cioè il prezzo messo a base d'asta non è sufficiente talvolta per coprire i costi del lavoro, che è la parte principale, oppure ci sono i costi di gestione che non vengono coperti in maniera sufficiente, quindi si interviene facendo notare alla pubblica amministrazione che questi costi non sono congrui, oppure che con quei costi non si possono applicare i contratti di lavoro che sono la base, cioè la stessa norma lo prevede che bisogna tenere i livelli lavorativi, i livelli retributivi standard alla base di tutto, quindi questa è una cosa fondamentale per una gara d'appalto perché si possa esplicitare. Per concludere, in questi 5 anni di lavoro dell'osservatorio avete registrato una progressione positiva? Assolutamente sì, ci abbiamo trovato molte amministrazioni e quindi vuol dire funzionari, che non è facile trovarli, che comunque si sono messi in discussione, hanno rivisto le loro posizioni e hanno modificato i capitolati d'appalto dando la possibilità a più soggetti di partecipare. Un'ultimissima cosa, Pili. Qual è la posizione di Confcooperative rispetto al percorso del ministro Salvini sulla sburocratizzazione negli appalti? Allora, ancora bisogna vedere bene quali sono le modifiche attuate. Da una parte può essere una cosa positiva per sburocratizzare tutta una serie di cavilli che è il codice degli appalti o altro, dall'altro bisogna stare attenti che non riguarda tanto il nostro mondo, ma altri settori in cui la sburocratizzazione può essere un problema di trasparenza e di legalità. Quindi da questo punto di vista bisogna adesso aspettare il testo definitivo per vedere. Potrebbe essere una buona cosa assolutamente, quindi per noi potrebbe andare bene, però vediamo nei dettagli qual è l'organizzazione.
Genuinità, qualità e tradizione sono gli ingredienti della ricetta che da oltre 40 anni certifica la unicità delle produzioni di una pasticceria artigiana che oggi è leader del settore nell'isola. Todde, come i nonni dei nostri nonni ci hanno insegnato. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione, l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Fai impresa, la fai bene. Meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Setrand, settore ecologia. Grazie agli impianti innovativi ed al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il PNRR destina 40 miliardi di euro agli enti locali. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, transizione ecologica e mobilità sostenibile, istruzione e inclusione sociale. Per i comuni della Sardegna, un'opportunità da non perdere. La società Prima Idea assiste le amministrazioni in tutte le fasi della progettazione fino alla presentazione della domanda. Velocità, competenza e professionalità. Prima Idea per il PNRR, una scelta vincente. Visita il sito www.primaidea.com. A Palazzo Doglio la cerimonia di chiusura della stagione crocieristica 2022 organizzata dal gruppo Global Ports Holding. A presentare i dati finali dell'anno Raffaella Del Prete, General Manager dei porti italiani facenti parte del gruppo con Cagliari, Catania, Taranto e Crotone. Cagliari Cruise Port chiude il 2022 con 123 attracchi e circa 152.000 passeggeri, con una programmazione 2023 che lascia intravedere risultati vicini a quelli del 2019, il periodo pre-crisi. Un evento di grande rilievo si è tenuto a giugno con ben 3 navi in porto per la prima volta, Seabourn Saussure, Spirit of Adventures e Star Pride. Ad agosto è stato celebrato il primo approdo nel porto a Cagliari della Odyssey of the Seas del brand Royal Caribbean Group, che con la sua flotta di ben 42 navi e 5 brand differenti controlla il 26% del mercato crocieristico mondiale. Con l'obiettivo di incrementare gli scali di navi crociera nel capoluogo isolano, Cagliari Cruise Port parteciperà a metà 2023 al Seatrade Cruise Global di Miami, la più importante fiera del settore nel comparto crocieristico a livello mondiale. Per quanto riguarda il 2023, l'attività operativa riprenderà il 22 febbraio con l'arrivo della nave da crociera Aida Blue della compagnia Aida Cruises, per poi proseguire fino a dicembre con un calendario che prevede 123 scali di 25 diverse compagnie armatrici.
Abbiamo un volto nuovo per i nostri telespettatori, Raffaella Del Prete, che rappresenta la Global Service Cruise Port a Cagliari, è una novità e soprattutto la sicurezza del rientro del grande traffico crocieristico nella nostra città. Grazie. Abbiamo oggi presentato i risultati 2022 che sono stati positivi e abbiamo avuto il piacere di presentare quelle che sono le aspettative, le prenotazioni già pervenute alla Cagliari Cruise Port per il 2023. Prenotazioni che ci parlano di circa 300.000 ospiti in arrivo a Cagliari nel corso dell'anno che sta per iniziare, un dato importante non solo per l'importante numero di viaggiatori, ma un dato importante perché sono i numeri pre-pandemia, quindi una ripresa del turismo croceristico cagliaritano forte. Ne approfittiamo, mandiamo queste immagini che ci danno il dettaglio del traffico per il 2023. Beh, abbiamo visto numeri assolutamente importanti. Sì, numeri importanti. Un'altra cosa che mi preme sottolineare è la diversificazione dei viaggiatori, degli ospiti che avremo. Abbiamo il segmento delle crociere sulla stessa nave numeri importanti, abbiamo il segmento delle navi lusso, abbiamo il segmento delle navi boutique, navi più piccole che rispondono ad esigenze diverse. Tutto questo si traduce in viaggiatori, in turisti con esigenze diverse. L'esperienza dei viaggiatori ci dice che a Cagliari trovano una città accogliente, una città che sa rispondere alle diverse esigenze, una città culturalmente preparata. Cagliari hub del traffico crocieristico della Global? È sicuramente uno degli hub che abbiamo in Italia. La Global Ports Holding gestisce 4 terminal crocieristici in Italia: Cagliari, Catania, Crotone e Taranto, e Cagliari è sicuramente uno dei più importanti, se non il più importante in termini di volumi. In primavera si vola negli Stati Uniti per sapere quale sarà il futuro di questo segmento importante del mercato delle vacanze. Sì, in primavera parteciperemo al Sea Trade di Miami, l'evento più importante al mondo per il settore delle crociere, e lì noi prepariamo la stagione 2024-2025. Essenziale esserci, noi ci siamo lì come Cagliari Cruise Port, ma in collaborazione anche, ci sono anche gli stand dell'autorità portuale, delle associazioni del turismo di Cagliari, quindi uno sforzo sinergico importante, importantissimo esserci. E nel futuro spazi sempre più grandi per l'accoglienza. Sì, noi auspichiamo anche una crescita dei volumi del terminal che risponda alla crescita dei volumi dei viaggiatori, che accogliamo ovviamente già adesso in maniera, appunto i numeri ci dicono, evidentemente consona alle aspettative dei viaggiatori, ma chiaramente avere degli spazi più ampi permetterebbe di offrire anche ulteriori servizi. Ed eccoci con l'autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna, Massimo Deiana, quindi un 2023 che rivedrà in maniera importante il traffico crocieristico a Cagliari. Sì, diciamo che è stato un 22 che ha segnato una sperata ma non scontata ripresa, partendo da zero, perché fondamentalmente il traffico si era quasi completamente azzerato, meno 98%.
Quest'anno abbiamo recuperato già un buon 60% di quel traffico e le previsioni delle prenotazioni ci dicono che dovremo chiudere il 2023 raggiungendo, forse anche un pochino superando di poco i dati del 2019, che era stato un anno record. Questo è molto importante perché vuol dire che la destinazione tiene, la destinazione ha molto appeal a livello internazionale, la struttura, l'infrastruttura portuale, la capacità del terminalista e anche la capacità ricettiva della città di Cagliari e dei suoi dintorni, ma fatemi dire della Sardegna, perché poi questo ragionamento funziona anche in tutti gli altri scali interessati alle crociere, che ricordiamoci su 8 scali diciamo che 5 o 6 sono in grado di ricevere crociere. Quest'anno per esempio ne abbiamo ricevuto oltre che a Oristano anche 2 ad Arbatax, piano piano stiamo verificando anche di poterle ricevere anche in altri scali che in questo momento ancora non sono in grado. Quindi è tutto un lavoro che non va mai abbandonato, soprattutto nel periodo di bassa stagione come questo, in cui si lavora per le programmazioni non tanto dell'anno prossimo ma quelle del 2024, e noi lo faremo. Adesso saremo a Miami al Cruise Global nel marzo o nell'aprile del 2023, e lì chiaramente si daranno le conferme anche per le prenotazioni del 2024. Il cronista non può fare a meno, approfittando della presenza del presidente Deiana, di fargli una domanda come professor Deiana e come ex assessore. Il presidente Solinas in questi giorni, parlando di continuità territoriale, l'ha chiamata in causa perché è stato consigliere 10 anni fa del presidente Solinas, poi è stato assessore ai trasporti con il presidente Pigliaru. E questa sua idea di continuità territoriale lui la vede vincente? Ma io penso fondamentalmente che non esiste una ricetta magica. Devo dire che è molto sbagliato fare dei raffronti tra le situazioni anche di 10-12 anni fa e quelle attuali, perché è profondamente cambiato l'atteggiamento in maniera diciamo punitiva per noi, l'atteggiamento della Commissione europea, perché proprio il presidente Solinas ha ricordato che una certa continuità territoriale era stata comunque con un po' di fatica mal digerita, ma comunque era stata digerita dalla Commissione europea, e che però oggi per esempio la Commissione europea invece sicuramente la respinge con forza. Però io ricordo solamente un aspetto che poi è stato verificato anche recentemente. La Commissione europea esprime una posizione molto importante, autorevole, ma è una posizione di parte. C'è poi alla fine un giudice, non a Berlino ma a Strasburgo, anzi ce ne sono 2, perché c'è prima il Tribunale di prima istanza e poi c'è la Corte europea di giustizia. Quindi laddove ci sia una posizione della Commissione europea che non si condivide perché la si ritiene eccessivamente rigida, ovvero non rispettosa o non interamente in grado di considerare le peculiarità di situazioni come quelle della Sardegna, beh, a questo punto bisogna avere la forza, il coraggio, la determinazione di andare avanti e arrivare anche appunto a portarle davanti a un giudice. E di pochi giorni fa il fatto che il giudice di Strasburgo ha condannato, o meglio, ha riconosciuto validi per esempio tutta una serie di aiuti che la Commissione aveva invece ritenuto illegittimi. La Commissione lo ha fatto sulla base di un suo ragionamento, che però era un ragionamento, ripeto, di parte, che come tale può essere oggetto di sindacato da parte di un giudice. Io quindi su questo credo che bisogna avere la forza, la determinazione e la volontà di andare avanti, perché non possiamo farci dettare la continuità territoriale dalla Commissione europea. Il fatto che la Sardegna sia stata riconosciuta a livello costituzionale nel suo problema di insularità può influire? Non credo purtroppo che sia decisivo, ma credo che sia di un grande aiuto per un motivo molto semplice, perché nel momento in cui noi rivendichiamo una serie di misure che devono in concreto eliminare il gap negativo di insularità, stiamo dando seguito a un dettato costituzionale. Quando si dice lo Stato rimuove gli ostacoli che di fatto limitano questo tipo di obiettivo, beh, a questo punto abbiamo da un lato una norma costituzionale e dall'altro una interpretazione dei principi dell'Unione Europea.
tra i principi dell'Unione Europea e la Costituzione italiana, ma non i principi, una interpretazione di parte dei principi dell'Unione Europea e una norma chiara nella Costituzione, secondo me si apre uno scenario anche ulteriormente rafforzato per un eventuale dibattimento davanti a un giudice comunitario. Nelle ultime settimane ci ha fatto molto spesso compagnia, e questo ci fa piacere, l'assessore al turismo di Cagliari. Abbiamo parlato quasi sempre nell'ultimo periodo di appuntamenti con l'enogastronomia. Questa volta parliamo di crociere, che si ritorna con numeri importanti. Ci diceva adesso l'autorità portuale che gli obiettivi sono quelli di superare il 2019, l'anno pre-pandemia. Sì, ringrazio voi per questa opportunità. Abbiamo veramente lavorato tanto, anche quando si lavorava durante questa pandemia. Considerate che io sono 3 anni e mezzo dal giorno in cui ho ricevuto la delega al sindaco Truzzu, e 2 anni e mezzo di pandemia, quindi veramente la situazione è molto difficile. E adesso vi siete scatenati. Sì, non ci siamo mai scoraggiati. Io devo ringraziare sia l'autorità portuale che la Cruisport, con la quale abbiamo lavorato veramente tanto, anche quando si rimaneva a casa, non si poteva uscire per le disposizioni dei DPCM che sono succeduti, e continuavamo a lavorare veramente tanto per programmare queste attività. I risultati oggi ci danno veramente soddisfazione per tutto quello che è stato fatto. Ci avviciniamo al Capodanno, pochissimi giorni. Quali sono gli appuntamenti che avete previsto? Ma noi abbiamo voluto fare veramente tantissime iniziative per la città, a titolo gratuito, perché era giusto che l'atmosfera natalizia potessero viverla tutti quanti senza il costo del biglietto, vista anche la difficoltà con cui le famiglie hanno a che fare oggi. Siamo partiti da un programma animazione natalizia per bambini, sia nella fiera, adesso ci sposteremo nelle piazze, dove abbiamo scelto delle piazze dove c'è un risvolto anche sociale, la piazza Lazzetto di Sant'Elia, piuttosto che piazza del Carmine, piuttosto che la piazza San Michele, dove il 6 gennaio ci sarà la Befana che arriverà in molgolfiera e allieterà veramente tutti quanti i bambini. Poi abbiamo in corso un'animazione natalizia nelle vie dello shopping, che insieme ai luminari, insieme agli alberi di Natale che sono stati sistemati in piazza Garibaldi e in piazza Italia Pirri, daranno la possibilità veramente a tutti di poter godere questa magica atmosfera che negli anni scorsi, un po' a causa della pandemia, si era un po' persa. Tantissimi riscontri positivi, tantissime attività commerciali che spero possano avere una boccata d'ossigeno di cui hanno bisogno, e chiuderemo poi Capodanno con il concerto di Blanco, che sicuramente porterà tantissime persone non solo dal resto della Sardegna, ma da tutta Italia. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Genuinità, qualità e tradizione sono gli ingredienti della ricetta che da oltre 40 anni certifica la unicità delle produzioni di una pasticceria artigiana che oggi è leader del settore nell'isola. Todde, come i nonni dei nostri nonni ci hanno insegnato. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. E tu? Filiere Ghinisesi. È nata la pasta Ercole.0, l'unica di filiera sarda al 100%, certificata dal grano alla tavola. Scopri il nuovo gusto Cellino nel tuo supermercato di fiducia.
Setrand, settore ecologia. Siamo in grado di attivare il servizio di pronto intervento ecologico in caso di emergenza e con potenziale contaminazione delle matrici ambientali. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il PNRR destina 40 miliardi di euro agli enti locali. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, transizione ecologica e mobilità sostenibile, istruzione e inclusione sociale. Per i comuni della Sardegna, un'opportunità da non perdere. La società Prima Idea assiste le amministrazioni in tutte le fasi della progettazione fino alla presentazione della domanda. Velocità, competenza e professionalità. Prima Idea per il PNRR, una scelta vincente. Visita il sito www.primaidea.com. Il bilancio di salute digitale che nasce in Sardegna da uno studio realizzato da un gruppo di psicologi e pediatri è oggi in pubblicazione sulla rivista scientifica internazionale Journal of Pediatric and Neonatal Individualized Medicine. Gli autori dello studio sono stati presentati dall'assessore regionale della sanità Carlo Doria nel corso di una conferenza stampa. Sono Gesuina Cherchi, psicologa e direttrice del distretto sociosanitario di Nuoro, ma anche presidentessa regionale del Comitato per la Medicina di Genere, Osama Jamal, segretario regionale della Federazione Italiana Medici Pediatri, e Luca Pisano, il direttore di IFOS, Educare al Digitale. È stata l'occasione per un bilancio sul tema della salute digitale, con approfondimento sulla nuova procedura sanitaria pediatrica per la valutazione dell'impatto conseguente all'uso e all'abuso delle nuove tecnologie sul benessere dei bambini e degli adolescenti. La novità nella presentazione di questo lavoro? Devo dire che ringrazio della sensibilità la dottoressa Cherchi, che ha dedicato molto tempo ma anche competenze, perché è un problema molto sentito per quanto riguarda l'educazione dei giovani. Oggi siamo in un'era digitale per cui il cellulare è ovviamente alla portata anche dei minori, dei più piccoli, ed è importante che in qualche modo ci sia un'educazione. Quindi questo progetto è alla base di una educazione nel gestire quelle risorse che arrivano dal mondo digitale e dal mondo di internet, che è una galassia a sé stante, molto spesso incontrollata. Basti pensare al dark web e da tutte quelle anche episodi che purtroppo sono successi di emulazione, con suicidi anche di minori, andando a seguire le indicazioni di qualche, diciamo così, emulo dei giovani. Quindi penso che sia un'iniziativa assolutamente valida, che va assolutamente ampliata e estesa. Per il momento abbiamo interessati 10 pediatri e 150 famiglie, ma è un primo seme di un qualcosa che germoglierà e che ci serve anche per contribuire a una migliore educazione dei nostri figli. A livello internazionale è un progetto che ha avuto successo. È già, diciamo, stato sperimentato in altre sedi, in altri paesi, e a riprova di questo esiste già una pubblicazione scientifica su una rivista internazionale dove ha partecipato nel gruppo di studi anche la dottoressa Gesuina Cherchi, che riporta tutta una casistica con anche i risultati che sono incoraggianti. Quindi è un qualcosa che noi dobbiamo assolutamente perseguire per tutelare al meglio i nostri figli. Io nel 2014, in qualità di coordinatore dei consultori familiari, mi sono sempre occupata delle attività all'interno dei consultori. Parto dall'82 come psicologa di un consultorio, per cui ho seguito tutto, diciamo, l'andamento dei consultori negli anni, 40 anni, che sembrava che dovessero decollare da un momento all'altro. Nell'82 ancora siamo fermi al palo. Però diciamo che io non mi sono arenata a questo andazzo. Pochi eravamo, pochi dovevamo lavorare. Quindi io cosa ho fatto? Diciamo che ho
chiesto che ci fosse tanta formazione perché la nostra società era in evoluzione. Mentre all'inizio si arrivavano i consultori soltanto per i VG, per le visite ginecologiche, ostetriche, eccetera, poi con il tempo invece la società familiare è cambiata, è modificata in funzione della società che noi abbiamo avuto, un'evoluzione. Noi dovevamo andare al passo, quindi per andare al passo ci dovevamo adeguare a tutto quello che stava circondando la famiglia, e la famiglia ci portava sempre più segnali di insofferenza rispetto alla gestione delle nuove tecnologie. Noi sappiamo che oggi i bambini sono tutti tecnologici, e anche i genitori, perché noi abbiamo genitori che sono della fascia 30-40 anni, ma se andiamo a vedere negli anni passati le mamme non erano tecnologiche e neanche i babbi, per cui il telefonino, che sembrava un giocattolo nuovo, bellino, grazioso da regalare, era una pistola carica in mano a dei bambini. Questi bambini che non potevano sapere che cosa c'era dentro quel telefono, perché io che ho nonna adesso di bambini, di 5 anni il più grande, questo qui ti smanetta il cellulare come se fosse proprio la sua macchinina, anzi le macchinine non le utilizzano più, utilizzano soltanto i cellulari, per cui io ho visto quanto può essere pericoloso, pericolosissimo avere un telefono, perché poi tutte le pubblicità, anche se stai vedendo una cosa banalissima, Peppa Pig, ti arrivano le pubblicità, tu clicchi, perché i bambini non sanno che cliccando, facendo quel click, vanno dentro dei sistemi e ti trovi con delle pubblicità a costo, perché ci siamo visti a addebitare delle cose che non avevamo ordinato. Per cui da lì è partito che noi assolutamente dovevamo fare una bella formazione sulla digitalizzazione, prima di tutto agli operatori, perché se io psicologa mi arriva una mamma con questa crisi e io che faccio? Non so neanche che cosa dirgli. Quindi a quel punto io ho chiamato il nostro caro amico Luca Pisano, che lui è un esperto e veramente si è dedicato anima e corpo nella sua professione, a tutto ciò che riguardava proprio questi nuovi eventi che stavano diventando dei brutti eventi, perché noi abbiamo visto tante cose con il cyberbullismo, che erano cose veramente pericolosissime con questi cellulari in mano ai ragazzini. Per cui lui si è dedicato moltissimo a questo aspetto e io l'ho chiamato per farci la formazione. Quindi l'ASL di Nuoro è stata la prima in Sardegna a fare, e te posso dire che siccome sono anche nel tavolo nazionale, molte regioni non lo avevano fatto, l'hanno fatto dopo che io avevo inviato a loro quali erano i nostri programmi e i nostri progetti. Quindi a livello regionale l'ASL 3 di Nuoro è stata quella che ha fatto la formazione per prima. Io ho voluto formare tutti i consultori che noi avevamo, ed erano 14, poi adesso sono diventati miseramente 6, ma questo ne parleremo in altra sede. Però questi consultori sono tutti formati per l'accoglienza e per la gestione di queste problematiche. Cosa abbiamo fatto? Non ci siamo fermati soltanto alla formazione. Noi la formazione l'abbiamo fatta come formazione attiva, nel senso che noi abbiamo fatto la formazione, ma anche la gestione dei casi, nel senso che abbiamo fatto all'interno delle scuole, noi abbiamo fatto formazione attiva con gli insegnanti, con i genitori, abbiamo creato i comitati digitali scolastici, primi in Sardegna e primi in Italia, dove noi che abbiamo avuto soltanto, e poi lo dirà Luca che è molto più addentro in queste cose, dirà che noi abbiamo preso dei modelli a livello internazionale che si stavano facendo in alcune zone del mondo, per cui con grande successo. Noi l'abbiamo applicato indovinate dove? Nell'ambito più, diciamo, sempre in crisi di identità, l'Ogliastra. In Ogliastra si protestano perché noi li abbandoniamo sempre. Invece noi abbiamo voluto fare un esperimento. Siamo andati a Sorgono, a Tonara, ad Arizzo, paesi che erano
diciamo un po' isolati, piccola zona, quindi quando noi dobbiamo fare delle sperimentazioni bisogna andare in un ambiente piccolo, perché in quell'ambiente piccolo noi siamo sicuri che quello che partecipa, quello che non partecipa lo sappiamo già, è circoscritta. Quindi noi che cosa abbiamo fatto? Le prime sperimentazioni le abbiamo fatte lì e hanno avuto un successo enorme, infatti hanno fatto tanto a scuola e sono veramente contenta dei risultati che noi abbiamo ottenuto, perché hanno avuto anche degli ottimi riconoscimenti. Finito tutto questo abbiamo fondato il cyberbullismo, cioè quindi l'associazione per il cyberbullismo con Infos, l'ASL e con il centro minorile, giustizia minorile, abbiamo fondato un nucleo diciamo di osservazione, un osservatorio, il vero e proprio osservatorio. Poi dopo il 2014, 15, 16 e 17 che noi abbiamo seguito fino ad ora, poi sono subentrate altre dinamiche all'interno della nostra azienda e l'ASL è uscita fuori. È uscita fuori, ma non fuori istituzionalmente, ma diciamo che tutto lo studio ha continuato sviluppandosi in che cosa? In quello che noi oggi stiamo presentando. Abbiamo continuato a lavorare, abbiamo portato questo progetto avanti con l'aiuto di Osama e con l'aiuto di Luca e con tutti gli operatori che a vario titolo si sono avvicinati a questo progetto, e oggi siamo a portare questo lavoro. Questo lavoro che è partito dalla Sardegna deve avere un imprimatur della Sardegna, perché non è possibile che il nostro lavoro ce lo stavano sfilando altre regioni, perché noi siamo sempre un po' ritardatari, non ci sappiamo vendere bene, diciamo, e quindi siamo sempre un pochettino ritardatari a far conoscere che anche se ci sono poche risorse possiamo fare tanto, e la volontà quella ci deve unire per fare le cose. L'esposizione dei bambini, i rischi che la tecnologia può portare ai più piccoli. Ma i rischi sono sicuramente vari, sia per quanto riguarda il tempo di esposizione, sia per quanto riguarda il contenuto digitale, insomma. Quindi con effetti sulla salute che sono a 360 gradi, cioè sulla salute fisica ci sono degli studi che dimostrano che l'esposizione alle onde elettromagnetiche può provocare dei danni ossidativi a livello dei tessuti nobili del bambino soprattutto, e soprattutto se un bambino nei primi 1000 giorni di vita, quindi già prima della nascita noi dobbiamo prestare attenzione all'esposizione a questi dispositivi digitali. E poi anche sulla salute psichica, psicologica, sociale possono essere delle problematiche. Noi stiamo verificando che sono sempre più bambini che hanno problematiche del sonno, problematiche di ansia, depressione e altre situazioni che richiedono un intervento anche a livello neuropsichiatrico. Qual è il vostro consiglio alle famiglie? Beh, intanto bisogna educare le famiglie, spiegare loro i rischi appunto legati all'esposizione sia in termini quantitativo che in termini qualitativo, senza negare l'utilità che può arrivare dal mondo digitale, cioè esistono dei vantaggi che ci offre, basta pensare alle mole di informazioni che possono essere insomma, raccolti da internet. Però dobbiamo educarli, quindi far capire a loro che il tempo di esposizione deve essere il minimo, non può essere utilizzato nei primi anni di vita, tantomeno nei primi giorni di vita, che purtroppo vediamo alcuni genitori entrano nei nostri ambulatori con bambini di età inferiore anche all'anno con il telefonino in mano. E per quanto riguarda gli adolescenti anche quella che viene definita la subcultura digitale, quindi tutto quello che non è adeguato alla loro fascia d'età. Lei ha parlato di telefonino, perché qual è il danno che provoca questa apparecchiatura? Ma vedere francamente un bambino di 2 anni che invece di avere un giocattolo, un libro in mano, avere il telefonino fa amarezza, insomma, perché i danni, come dicevo, possono essere sia danni fisici, quindi se il bambino viene esposto per lungo tempo ai campi elettromagnetici, dicevo appunto ci possono essere dei danni a livello cerebrale, possono esserci dei danni a livello di tutti i tessuti dell'organismo, dei danni ossidativi con effetti immediati, quindi con sintomatologia che può essere l'ansia, l'insonnia del bambino, ma anche con danni che possono manifestarsi a lungo termine. E questo discorso è stato portato avanti dalla vostra equipe
a livello internazionale? Allora, il nostro lavoro, diciamo, è partito dalla Sardegna, poi abbiamo avuto l'opportunità di presentare questo lavoro al Congresso Nazionale della Federazione Italiana Medici Pediatri e ha avuto, diciamo, l'applauso da parte di tutti i colleghi che hanno seguito il congresso. E poi abbiamo avuto l'opportunità di pubblicarlo su una rivista internazionale, GPNIM, che è una rivista scientifica di pediatria. È stato anche lì accolto con molto favore, perché è un lavoro originale, non ci sono altri lavori simili per adesso. Diciamo che sono altre associazioni scientifiche che stanno partendo, ma diciamo noi siamo appunto arrivati ad avere uno strumento che ci consente di indagare sulle abitudini digitali dei bambini. Ed eccoci con il dottor Pisano, presidente di INFIS, Informare al Digitale. Grandi preoccupazioni dopo la chiacchierata che abbiamo fatto con il suo collega Al-Jamal. Sì, diciamo che il dottor Al-Jamal, in quanto rappresentante della Federazione Italiana Medici Pediatri di base, ha ben fotografato il problema. Noi abbiamo sempre di più bambini e preadolescenti nel territorio sardo che sono esposti a contenuti digitali inadeguati, cioè significa che già da quando hanno 6-7 anni giocano con videogame PEGI 18, cioè vietati meno di anni 18. O seguono serie tv, anime, manga, musica rap e trap e reggaeton, i cui contenuti sono inadeguati per la loro età e lo sviluppo psicofisico raggiunto. Ma questa è una delle primissime volte che si parla di questo problema. Se ne parla troppo poco. Sì, se ne parla troppo poco e per questo motivo il bilancio di salute digitale diventa un serio strumento, ecco, di prevenzione ma anche di promozione della salute digitale, cioè i pediatri che scendono in campo non solo per compiere un bilancio di salute ordinario legato alle variabili mediche, ma che si occupano anche della vita digitale dei bambini, è un segnale importante per promuovere la salute digitale in tutta la Sardegna e poi piano piano nel resto d'Italia. Questa è la prima sperimentazione a livello mondiale. L'uso dello smartphone, del telefonino, a quanti metri di distanza dal bambino più piccolo hanno di età? Ma intanto le linee guida internazionali chiariscono che prima dei 2 anni i bambini non devono essere esposti a nessuna tecnologia Ma digitale. l'esposizione a quanti metri è stata calcolata? No, diciamo metri no. E quello che è stato messo in evidenza è che non deve gli strumenti digitali, smartphone e tablet, interferire nella relazione genitore-figlio, perché se intanto che la mamma allatta o sta alimentando il neonato è presente lo smartphone, questo produce un serio problema per quanto riguarda la relazione di attaccamento genitore-figlio. Quindi è molto importante che i genitori riflettano su questo, perché l'educazione al digitale rimane sicuramente un obiettivo da raggiungere, siamo in una società tecnologica, ma con gradualità e prudenza in relazione all'età. Per cui dopo i 2 anni si può cominciare un lento, graduale avvicinamento al mondo digitale, con contenuti però che siano congrui con l'età del bambino. Cioè non possiamo proporre, ecco, contenuti che sono, come dire, disarmonici. Cioè, ripeto, abbiamo bambini che seguono serie TV come Cobra Kai, seguono Narcos, Suburra, attualmente stanno seguendo Mercoledì, ma a 8 anni Mercoledì non è una serie TV adeguata per la loro fascia di età. Bambini di 9-10 anni, ma anche di 11 e 12, che giocano con Call of Duty, GTA 5, Assassin's Creed, che sono videogiochi PEGI 18. Bambini che seguono tra gli anime, le più famose, Attack on Titan, ma Attack on Titan va bene dai 14 anni in più, non può andare bene per bambini piccoli e preadolescenti. E così possiamo continuare con la musica rap e trap e reggaeton. Dalle nostre ricerche emerge che seguono la musica trap sotto categoria drill, cioè quella che inneggia al gangsterismo. Quindi seguono Simbala Rue, Baby Gang, cioè tutta una serie di, come dire, musicisti che nelle loro canzoni inneggiano alla devianza e alla criminalità e considerano invece le forze di polizia come qualcosa di negativo. Genuinità, qualità e tradizione sono gli ingredienti della ricetta che da oltre 40 anni certifica la unicità delle produzioni di una pasticceria artigiana che oggi è leader del settore nell'isola. Todde, come i nonni dei nostri nonni ci hanno insegnato.
Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il PNRR destina 40 miliardi di euro agli enti locali. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, transizione ecologica e mobilità sostenibile, istruzione e inclusione sociale. Per i comuni della Sardegna, un'opportunità da non perdere. La società Prima Idea assiste le amministrazioni in tutte le fasi della progettazione fino alla presentazione della domanda. Velocità, competenza e professionalità. Prima Idea per il PNRR, una scelta vincente. Visita il sito www.primaidea.com. Stamane nella sede del CONI Sardegna il presidente Bruno Perra ha programmato la tradizionale conferenza stampa di fine anno per un resoconto dell'annata 2022. Sono stati 365 giorni ricchi di soddisfazione per lo sport isolano, con focus d'eccellenza per un movimento carico di vitalità che ci ha portato fino alla fine del 2022 sull'onda del primato. Due donne sarde in azzurro, Dalia Caddari nella velocità e Marta Maggetti nella vela, sono le ambasciatrici in rosa di un'annata da ricordare. Per il 2023 sono già in programma il varo del piano triennale dell'Albo regionale dello sport e forti investimenti nell'impiantistica grazie alle risorse della Omnibus e del PNRR. E siamo in chiusura di trasmissione di questo ultimo appuntamento di Panorama Sardo per quel che riguarda il 2022 e lo facciamo insieme al Presidente del CONI e parliamo di 46 federazioni, 18 discipline associate, enti di promozione sociale sono 15, 11 associazioni benemerite, per un totale di quante persone in questo pianeta che riguarda il Comitato Olimpico Nazionale per quel che riguarda il suo comparto Sardegna? Diciamo che quantificare le persone che praticano sport in Sardegna non è semplice, però sono tantissime, perché tutte queste associazioni che sono state citate rappresentano sia il mondo sportivo ma soprattutto il mondo di chi pratica lo sport attivo. Quindi credo che ci sia un grande fermento in Sardegna, la Sardegna sia in questo momento una delle prime regioni che come pratica sportiva, nonostante la Sardegna non abbia dei numeri eccezionali, cioè veramente una grande cultura sportiva in Sardegna.
Io ho voluto sottolineare in apertura il colore rosa per quel che riguarda il 2022. Ho scelto 2 ambasciatrici, la Maggetti e la Caddari, e sottolineo il fatto che esattamente 2 settimane fa l'Istat ha certificato che la qualità della vita della Sardegna vede al primo posto l'attività sportiva delle donne nell'isola. Sì, in effetti è proprio così. In Sardegna, proprio per la pratica sportiva delle donne, c'è una cultura inimmaginabile, perché non dimentichiamoci che abbiamo veramente raggiunto dei risultati eccezionali, soprattutto con le donne. E perché? Perché c'è veramente molta obiettivamente voglia di praticare sport dal punto di vista femminile, e questo sta avvenendo perché sta portando anche dei risultati eccezionali. Lei ha citato sia la Maggetti che la Caddari, che sono chiaramente 2 eccellenze, ma dietro queste 2 grandi atlete ci sono veramente tante ragazze che scalpitano e che sicuramente raggiungeranno dei risultati eccezionali. Questo, ripeto, perché in Sardegna c'è una grande cultura sportiva per quanto riguarda le donne che praticano sport. E in questo movimento vanno sommate migliaia di professioniste, di massaie, che svolgono attività sportiva e sono tesserate nelle società di tutta l'isola. Sì, perché anche dal punto di vista amatoriale c'è una grande pratica sportiva, cioè tutti obiettivamente oggi praticano lo sport proprio per trovare anche un modo per cercare di migliorare la loro qualità della vita, perché lo sport obiettivamente ti dà questa opportunità, e il fatto che oltre che gli atleti che praticano l'agonismo, che ci siano anche persone che praticano lo sport dal punto di vista amatoriale, non fa che far crescere la cultura sportiva nella nostra isola. Fino a che punto, Presidente Perra, avere avuto dei predecessori che hanno fatto tantissimi anni di attività Alcone, come Andrea Rica e Gianfranco Fara, ha influito su questa crescita del movimento? Beh, certo, 2 personaggi che hanno fatto la storia dello sport in Sardegna, perché come dirigenti hanno ottenuto dei risultati eccezionali, e quindi io mi sono trovato a percorrere sulla loro strada questo cammino che chiaramente era già avviato da loro, e io non ho fatto altro che cercare di continuare su quella strada, e speriamo anche di poter migliorare insieme a tutto il mondo sportivo queste performance che sono state ottenute negli anni scorsi. A livello professionistico abbiamo 2 grandi squadre, grandi attenzioni da un capo all'altro dell'isola, la Dinamo per quel che riguarda il basket e il Cagliari per quel che riguarda l'attività più seguita. Il ritorno di Ranieri, una sua riflessione? Il ritorno di Ranieri credo che sia una cosa molto positiva, perché Ranieri, a parte per quello che aveva già fatto a Cagliari, che è stato uno di quegli allenatori che ha fatto la storia, però è un personaggio internazionale, è una persona veramente che ha dei modi e dei metodi molto importanti dal punto di vista proprio di quello che lui ha sempre fatto in tutte le squadre in cui ha allenato. In questo momento il Cagliari aveva bisogno di una figura come la sua, perché oltre che essere un allenatore lui è un manager, e quindi anche uno che potrebbe dare anche degli input come organizzazione, come scelte societarie. È una persona sicuramente che può dare qualcosa in più che in questo momento al Cagliari mancava. Ci avviamo alla conclusione della trasmissione, stanno per partire i titoli di coda, una riflessione sulla vostra nota in conferenza stampa. Sarà un anno importante anche per quel che riguarda i progetti di infrastrutturazione sportiva della Sardegna grazie ai fondi Omnibus e al PNRR. Sì, proprio così. Purtroppo non solo in Sardegna ma in tutta Italia il problema dell'impiantistica è evidente. Quindi grazie a questi fondi sia del PNRR che dalla Omnibus si possono sicuramente migliorare i nostri impianti. Finalmente si parla di impiantistica sportiva, già questo è un passo avanti. Prima
negli anni scorsi questo problema non veniva affrontato, ora lo stiamo affrontando tutti con grande, chiaramente, percezione dell'importanza che ha l'impiantistica sportiva nel mondo sportivo. Soprattutto noi in Sardegna abbiamo veramente cambiato tanti praticanti, ma questi praticanti che fanno soprattutto agonismo ad alto livello hanno bisogno di un'impiantistica adeguata alle loro prestazioni. Quindi mi auguro che al più presto si possa intervenire e creare quel mondo sportivo che possa praticare l'attività nel migliore dei modi e soprattutto possa aiutare i nostri atleti ad arrivare ad ottenere delle prestazioni sempre migliori, sempre più chiaramente competitive. Un'ultimissima riflessione del cronista. Sta per essere realizzato il nuovo grande stadio di Cagliari. Un tempo si diceva che il CONI in questa struttura avrebbe avuto un suo spazio. È ancora all'ordine del giorno? Io credo sia prematuro perché ancora, sapete bene, il progetto non è ancora partito, ci sono problemi chiaramente ancora dal punto di vista della ricerca dei fondi, insomma, per poter realizzare questo stadio. Credo che se poi questa cosa dovesse andare avanti sotto questo modo di poter pensare che anche il CONI possa stare dentro lo stadio, perché credo che potrebbe essere come succedere all'Olimpico, potrebbe diventare la sede finalmente del CONI. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. PNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il PNRR destina 40 miliardi di euro agli enti locali. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, transizione ecologica e mobilità sostenibile, istruzione e inclusione sociale. Per i comuni della Sardegna, un'opportunità da non perdere. La società Prima Idea assiste le amministrazioni in tutte le fasi della progettazione fino alla presentazione della domanda. Velocità, competenza e professionalità. Prima Idea per il PNRR, una scelta vincente. Visita il sito www.primaidea.com.